Allora, sì, quest'anno sarà una lega decisamente diversa rispetto a quella degli altri anni. Io sono il presidente storico, diciamo, della Serie A della Lega Calcio 8 e questa cosa la posso affermare con ragionevole certezza, insomma. Sarà un campionato, diciamo, meno impegnativo sotto l'aspetto delle partite disputate, ma sarà un campionato invece decisamente più difficile perché le altre 10 squadre che sono insieme a noi sono delle squadre dal livello veramente molto molto alto e io le conosco tutte, conosco bene le squadre che ci sono, so come si sono rinforzate e so che sarà veramente molto difficile andare ad affrontare le altre 10 squadre. Noi ci siamo rafforzati notevolmente, abbiamo fatto una grossa cernita dei giocatori che avevamo fino allo scorso anno, abbiamo scelto i giocatori che ritenevamo potessero far parte del progetto di quest'anno e ai quali abbiamo aggiunto diversi giocatori sia provenienti da altre squadre della Serie A e sia giocatori di grande livello di calcio a 11 che non hanno mai disputato la Lega Calcio 8. Il progetto della Roma è un progetto decisamente ambizioso perché quest'anno vorrei cercare di puntare ad un obiettivo molto alto. Ovviamente so che avrò di fronte, come ho già detto prima, delle squadre molto forti e molto importanti che a loro volta si sono rinforzate. Abbiamo fatto dei punti di forza dello scorso anno il punto di partenza di quest'anno, grazie anche all'aiuto del nostro capitano Klaus Seferi, grande trascinatore della squadra. Abbiamo portato volti nuovi, giocatori nuovi, abbiamo preso giocatori diciamo già esperti della Lega Calciotto come per esempio il portiere Emanuele Opara, ma anche altri giocatori che poi scopriremo strada facendo, scoprirete anzi strada facendo perché noi ci stiamo già allenando da diverso tempo e ovviamente non poteva esserci un inizio migliore se non quello di scontrarci contro la Lazio perché in effetti sarà un derby vero e proprio, insomma il derby Roma-Lazio è una squadra che conosco molto bene e credo che ne uscirà fuori una bella partita perché loro sono una bella compagine.